abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo fatto un gran gol di testa con Erbini e abbiamo avuto allo scadere proprio del primo tempo un'altra palla gol per il portiere da parte di Pace per 2 volte, abbiamo sbagliato diverse occasioni da gol nel primo tempo. Nel secondo tempo ci siamo un po' difesi e siamo ripartiti bene con le ripartenze, abbiamo avuto delle palle gol incredibili, ma Pace poteva mettere la palla in mezzo, eravamo in 5 contro il portiere, invece il calciato in porta ci siamo difesi bene, siamo stati ordinati, abbiamo fatto delle ottime ripartenze, poi abbiamo subito un rigore, da là sopra non so nemmeno se c'era, insomma siamo stati anche fortunati che Cardinale l'ha sbagliato, però credo che il risultato ci sta tutto, l'abbiamo meritato e con una squadra molto deficitaria nei ruoli mi sono dovuto inventare una difesa perché mi mancava Modulo, Cascio e Russo, mi sono dovuto inventare un centrocampo che poi si è fatto male il ragazzino Erbini, ho dovuto mettere un altro attaccante al centrocampo e quindi cosa devo chiedere a questi ragazzi? Devo chiedere che purtroppo alla fine stavamo pareggiando una partita per colpa nostra perché abbiamo avuto una palla veramente da chiudere la partita con Pace nel secondo tempo e non l'abbiamo fatta. Ci è andato oggi tutto bene, dobbiamo cercare di correggere gli errori, ma devo correggere i miei ragazzi perché dico, oggi nessuno ci dà nemmeno il pareggio sicuramente per come eravamo combinati come squadra. E invece abbiamo lottato, abbiamo sofferto, ci siamo adeguati e dico a tutti bravi.